La sanità, non solo quella veneta e italiana, ma in generale quella internazionale, sta vivendo un momento difficile. Le innovazioni tecnologiche con i relativi costi, i cambiamenti della struttura familiare e sociale, il progressivo invecchiamento della popolazione ci pongono di fronte nuove sfide alle quali bisogna rispondere, reingegnerizzando il sistema sanitario regionale. L'analisi è dell'assessore alla sanità Gino Gerosa a Castelfranco per la consegna da parte di Confartigianato di una nuova ambulanza. Incentivare la sanità di prossimità e quindi le case di comunità, l'assistenza domiciliare integrata, l'aiuto ai più fragili, che sono anche i più anziani, molto spesso con più comorbidità, e poi pensare ai centri di eccellenza che siano disseminati questi centri di eccellenza sul territorio regionale. È in questo scenario che troverà collocazione l'ospedale di Castelfranco, dove sembra sempre più vicino il progetto di accorpamento delle chirurgie dell'ULSS 2 e dello IOV. Si tratta di un importante punto di forza per dare ai cittadini una risposta a 360 gradi, partendo dalle urgenze, emergenze fino agli interventi oncologici, e il commento del direttore generale Francesco Benazzi. Ma ci sono altre sfide per la sanità veneta, come quella che riguarda la carenza di organico, soprattutto nei pronto soccorso, tema affrontato nelle ultime ore nella quinta commissione regionale. Mi domando, possibile che dobbiamo porci il problema di come recuperare professionalità mediche e infermieristiche dall'estero se non siamo in grado di trattenere i medici e gli infermieri italiani che migrano all'estero? Siamo un sistema paese un po' strano, no? Perché invece di andare a recuperare professionalità all'esterno cerchiamo di trattenere i nostri medici e i nostri infermieri, fornendo e migliorando quella dignità sociale ed economica a cui facevo riferimento prima. Un'ultima considerazione del neoassessore riguarda la mozione depositata dal consigliere Riccardo Szumski sulla realizzazione di ambulatori per la gestione delle reazioni causate dal vaccino anti-Covid. Ci stiamo ragionando perché gli eventuali danni da vaccino Covid, scrivo eventuali danni da vaccino Covid, sono stati monitorati dal sistema sanitario regionale e chiaramente non verranno abbandonati quei pazienti.